Buongiorno, buongiorno a tutti, puntualissimi, ore 12, venerdì 28 ottobre, quindi partiamo con grande puntualità per questo Focus. Staremo insieme fino alle 13:30 con i nostri collegamenti con i colleghi che si trovano in giro per il Veneto, per la cronaca e per altre notizie da darci, poi naturalmente tutti i nostri servizi, le notizie che arrivano di minuto in minuto e quindi anche queste fanno parte ovviamente del pacchetto di Focus. Voi ci seguite, se avete dell'altro da fare a casa usateci magari come radio, però almeno in questi primi minuti rimanete incollati al video, perché adesso usciamo subito dallo studio. Volevo dirvi che c'è molta cronaca prima e che ci occuperemo anche di un incidente che è avvenuto proprio tra il Bassanese e il Trevigiano, perché tra Montebelluna, Castelfranco, insomma in quella zona lì, un autobus dell'azienda MOM di Treviso questa mattina presto è finito fuori strada in un fossato con molti studenti anche a bordo, per fortuna senza gravi conseguenze, ma c'è stata davvero tanta paura, e poi andremo proprio su questo argomento con Vanessa Banzato che è lì sul posto. Prima però, come vi dicevo, usciamo dallo studio, andiamo sull'altopiano di Asiago, ci colleghiamo con il nostro Ferdinando Garavello, che vedo con le maniche arrotolate. In realtà insomma lui è sempre caloroso, però credo sia anche proprio invece un po' il segnale di un autunno che rimane autunno, cioè che comunque ha temperature sempre alte anche sull'altopiano, e sarà così anche per il ponte della prossima settimana. Abbiamo già sbirciato le previsioni. Dove sei, Ferdinando, e di cosa ti stai occupando? Buongiorno Federico, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Effettivamente siamo in maniche di camicia, perché le temperature non sono certo quelle di ottobre. Vedete qui alle mie spalle un larice che si sta già vestendo del suo abito autunnale e poi invernale. Il luogo è fantastico perché siamo all'imbocco della Marcesina, siamo proprio sulla strada che porta alla Marcesina, ma non è tutto idilliaco, perché adesso con le immagini di Edoardo Alberti vi facciamo vedere cosa c'è qui alle nostre spalle. C'è la devastazione che Vaia ha portato esattamente 4 anni fa. 4 anni fa, tra il 28 e il 29 di ottobre, si scatenava qui sulla Marcesina un uragano di proporzioni spaventose che, insomma, abbiamo visto ha fatto immensi danni in tutta la montagna veneta. Qui in particolare i danni sono stati eclatanti, perché il volto della Marcesina è completamente cambiato. Vediamo se Edoardo vi facciamo vedere ad esempio qui dietro questo sfasciume, ma potete vedere anche le cataste di alberi che sono ancora qui, perché da 4 anni non si fa altro che portare via legname abbattuto, legname schiantato dalla mano di gigante di Vaia, e i pendii, i prati, le zone boscose della Marcesina, tanto cara anche a Mario Rigoni Stern, sono state completamente cambiate. Che cosa sarà della Marcesina in futuro? Non lo sappiamo, non possiamo dirlo. C'è un bel progetto di cui abbiamo parlato con il sindaco di Enego, Ivo Boscardin, che potrebbe ovviamente a medio e lungo termine cambiare molte cose. Per ora la faccia della Marcesina è questa, il biglietto da visita della Marcesina è quello che potete vedere. Da una parte, questo è l'Isser per esempio, lì sopra c'è uno dei forti più belli dell'altopiano dei 7 comuni, ma come dicevamo ci si sposta di poche decine di metri e ci sono alberi abbattuti, ancora ceppaie, perché è difficilissimo togliere poi le radici di quegli alberi che sono stati schiantati. Si vuole riportare la Marcesina a un immenso pascolo, con naturalmente le sue zone boscose che degradano poi su verso le pendici dell'Ortigara, ma tutto questo sarà molto lungo. Noi adesso vi lasciamo, perché ci spostiamo proprio in Marcesina, dove purtroppo non c'è segnale. Il bello della Marcesina è anche quello, chi la frequenta lo sa, che basta fare qualche metro e nessuno ti può più raggiungere al telefono, nessuno ti può più disturbare, a volte si può dire anche così, al telefono, però per noi è un po' un problema, perché non possiamo raggiungervi per i collegamenti. Quindi noi andiamo
dentro a vedere qual è la situazione, a toccare con mano da vicino che cos'è rimasto ancora per terra dopo 4 anni di vaia, ma vi lasciamo prima con un detto. C'è un modo di dire da queste parti che fa più o meno così: 7 volte bosco, 7 volte prato, poi tutto tornerà come era stato, e parla dell'infinita ciclicità delle cose di cui noi siamo testimoni molto molto rapidi, e questo probabilmente fa parte di quello che vi ho appena detto. Dall'altra parte invece sentiamo una voce ben più preparata della mia, che è quella del sindaco di Enego, Ivo Boscardin, che abbiamo già raggiunto e gli abbiamo chiesto com'è cambiato il territorio a 4 anni da vaia. Sindaco Boscardin, 4 anni fa iniziava il disastro di vaia. Com'è cambiato Enego, com'è cambiata la Marcesina in questi 4 anni? Sì, 4 anni fa, fra 2 giorni, il giorno 29 di 4 anni fa, alle 6 di sera, abbiamo fatto l'esperimento di cosa vuol dire mandare veramente all'aria programmi, progetti, piani di assestamento. E subito sì, possiamo capire lo stato d'animo davanti a una situazione di quel genere. Io mi ricordo che per un po' non sono riuscito per circa un mese a fare un'intervista. Cominciavo come adesso e poi mi veniva il groppo in gola. Adesso poi abbiamo detto qua, dobbiamo tirarsi sulle maniche, e adesso diciamo abbiamo attivato subito gli appalti per la vendita del legname. Gli appalti sono andati anche abbastanza bene, abbastanza veloci. Oggi siamo arrivati a circa il 90% del legname abbattuto, e che, ricordiamoci, non è stato solo schiantato, ma la maggior parte è stato abbattuto con le ceppaie, e questo crea un problema in più nel ripristino che si è andati a pensare con il nuovo progetto. Comunque adesso il 90% del legname abbattuto è stato recuperato, è stato portato via, circa 55.000 camion sono passati, e quindi potete immaginare anche quanto ha dovuto sopportare la viabilità con un passaggio che è con un carico che sicuramente sì, è inimmaginabile. Possiamo pensarlo in 100 anni che potrebbe essersi insomma, così sviluppato una situazione del genere. 100 anni anche per quel che riguarda il materiale, le piante abbattute. Se pensiamo che noi si tagliava mediamente 2.000-3.000 metri cubi all'anno di tagli ordinari, ecco, sono caduti circa 300.000 metri cubi, quindi facciamo il conto, sono 100 anni. Quindi questo è stato il problema più grosso, quello di affrontare questa grande situazione, questa situazione impensata e che non poteva essere neanche preparata in nessun modo. Quindi abbiamo dovuto lavorare di impegno, di fantasia, anche, e inventarci anche soluzioni che non erano programmate. Oggi si presenta però un nuovo problema. Se il 90% ormai è stato portato via del legname abbattuto, c'è il nuovo nemico, che è il bostrico. Ips typographus si chiama, comunque è una maledetta bestia, che sta effettivamente intaccando quella parte delle piante che vaia aveva salvato. E qui siamo veramente di nuovo in crisi. Di nuovo bisogna fare progetti di taglio, perché in questo caso qua bisogna procedere attraverso la forma ordinaria, le modalità ordinarie, e ci saranno ancora parecchie decine di migliaia di metri cubi da portare via, e speriamo di farlo più in fretta possibile, perché più in fretta si fa, meno saranno sensibili i danni di questo bostrico, che danni che erano preventivati, e si pensava, si capiva, da altre realtà l'esperienza aveva insegnato, però di fronte a questa calamità non ci sono tanti mezzi se non quelli di asportare il legname e evitare che il bostrico vada a intaccare anche quelle sane che ci sono.
E allora abbiamo sentito un po' un riassunto di quello che è accaduto 4 anni fa e poi in questi anni, i pericoli attuali. Ringraziamo Ferdinando Garavello per il suo collegamento dall'altopiano. Quindi insomma, come dicevamo, 4 anni, perché era il 29 ottobre del 2018 quando la tempesta Vaia si abbatté sul Veneto, devastando la montagna e sinceramente anche cambiandone il volto. Ecco, rivediamo immagini di quel periodo, di quei giorni, con migliaia di alberi sradicati da venti che soffiavano e soffiarono oltre i 200 km/h, causando anche 3 vittime, non dimentichiamolo. C'è un documentario su tutto questo, un documentario che sabato sera alle 21:15, quindi domani sera alle 21:15, andrà in onda su Rete Veneta, quindi trasmetteremo questo documentario su una sorta di tempesta perfetta di cui stiamo vedendo immagini veramente drammatiche e dolorose che ripercorrono quelle ore. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, ripartiamo dalla cronaca, dall'attualità e da insomma tutte le notizie che arrivano dal nostro nord-est. (12:14), bentornati, Focus resta con voi fino alle 13:30, come al solito si passa dallo studio ai collegamenti esterni, ai servizi delle nostre redazioni, insomma un po' tutto il nord-est sotto controllo e siamo stati poco fa sull'altopiano per ricordare i 4 anni trascorsi dalla tempesta Vaia. Ferdinando Garavello ci ha fatto vedere qual è il paesaggio oggi e il sindaco di Enego Boscardini invece ci ha detto quali sono i pericoli per i prossimi mesi, per le prossime settimane. La cronaca ma anche la sanità, perché vi racconto di queste 2 notizie principali che stanno arrivando. Una è che il governo pare che voglia trasformare il bollettino Covid da giornaliero a settimanale, quindi non più ogni giorno i dati della pandemia in Italia, ma una volta alla settimana. E poi è in via di definizione anche un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario che era stato sospeso per inadempienza all'obbligo vaccinale, quindi i medici e il personale sanitario non vaccinati, sospesi, adesso sembra che vogliano essere richiamati in servizio. A questo sta lavorando il nuovo governo. Dicevo della cronaca, è successo questa mattina che un autobus dell'azienda MOM di Treviso è finito in un fossato laterale alla strada, un incidente avvenuto ad Altivole, la corsa viaggiava da Montebelluna a Castelfranco, un autobus di quelli snodati, quindi un mezzo veramente grande. Per capire cosa è successo, la ricostruzione e qual è il bilancio, che per fortuna non è drammatico come poteva essere, noi andiamo proprio ad Altivole con Vanessa Banzato, che insomma è arrivata lì presto questa mattina e ha riassunto la situazione. Vediamo, sentiamo Vanessa. Sì, buongiorno a voi da studio e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Attimi di paura questa mattina attorno alle 7, ci troviamo in via Laguna ad Altivole, dove si è verificato uno scontro frontale tra una Fiat Punto condotta da un uomo di 40 anni e un autobus di linea che stava trasportando i ragazzini e le ragazzine a scuola a Castelfranco Veneto. Pare che all'origine ci sia un sorpasso azzardato, feriti in maniera molto grave il conducente dell'auto e feriti anche 2 studenti, 2 ragazzi, pare soprattutto che abbiano riportato lesioni al volto. Tutti e 3 sono stati portati all'ospedale di Castelfranco Veneto per essere curati. Si diceva all'origine un sorpasso azzardato perché pare proprio che il conducente dell'appunto, arrivato all'intersezione con via Corrazzin, proveniendo appunto da sud verso nord, abbia superato un'auto che lo precedeva proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia l'autobus. Un impatto tremendo, tra l'altro ha riportato lesioni anche il conducente dell'auto
che è stata tamponata, dell'auto che precedeva appunto la Punto, che è stata tamponata. Insomma, la strada è rimasta bloccata per ore sul posto per i rilievi carabinieri, è intervenuta anche la polizia locale fino a che tutta l'area non è stata messa in sicurezza e i due mezzi non sono stati portati via, la corriera e la Punto condotta da questo quarantenne. Quello che ha sollevato parecchia polemica è la questione della pericolosità della strada, perché tanti residenti che abbiamo sentito lamentano a gran voce proprio il fatto che le persone, chi si trova in macchina e percorre questa strada corre troppo, non rispetta i limiti di velocità, creando pericolo sia per se stessi ma soprattutto per gli altri, che siano automobilisti ma che siano anche pedoni o ciclisti. Hanno detto che in più occasioni si sono rivolti anche al comune, è stato messo un dosso, ma questo dosso hanno dichiarato non basta per fermare questa corsa tremenda che le auto stanno facendo proprio lungo questo rettilineo. Di conseguenza adesso vedremo anche noi di provare a sentire il comune, l'amministrazione, per cercare di capire come risolvere questa questione che rischia davvero di essere drammatica, perché tanti hanno detto bisogna aspettare che ci sia il morto prima di arrivare ad una soluzione, e quindi insomma vedremo adesso anche dal comune cosa ci rispondono. Per il momento è tutto, io vi ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie per questi aggiornamenti su quello che è accaduto ad Altivole. Ancora cronaca però, perché direi di spostarci a Mestre, in particolare per un accoltellamento che è avvenuto in via Piave, quindi un ennesimo episodio di violenza in questa via che è un po' sotto i riflettori della cronaca a Mestre. Un uomo accoltellato è entrato sanguinante in una farmacia del quartiere chiedendo aiuto, tra gli sguardi ovviamente terrorizzati di clienti e passanti. Vediamo. È entrato un ragazzo di colore in farmacia e chiedendo aiuto perché era stato accoltellato alla schiena. E poi sangue, urla e paura. Sembra la scena di un film horror, invece sono i titoli di coda dell'ennesimo accoltellamento a Mestre, il terzo nel giro di pochi giorni. Ieri, da poco passate le 18, quando un giovane straniero è entrato sanguinante in una farmacia di via Piave con una profonda ferita alla schiena tra le due scapole. Chiamata l'ambulanza, l'uomo è stato fatto sedere al di fuori della farmacia, accompagnato da alcuni suoi connazionali e dallo sguardo terrorizzato di clienti e passanti. Un pronto intervento per chiedere aiuto, per chiedere aiuto dopo essere stato accoltellato. Non sappiamo esattamente dove. E un indizio ci porta verso i giardini di via Piave. Infatti, poco prima delle 17:30 sarebbe cominciata una rissa tra due gruppi di spacciatori nigeriani a colpi di bottiglie e lame. Un regolamento di conti o una rivendicazione della zona di spaccio? Quel che è certo è che residenti e commercianti vivono tutti i giorni nel terrore e nella paura, con l'unico desiderio di tornare a respirare sicurezza, ma soprattutto normalità. Cosa chiediamo? Quello che chiedono un po' tutti è di avere più sicurezza, più controlli, avere insomma una situazione dove si possa fare il nostro lavoro, la nostra vita, senza essere interrotti da questi episodi sicuramente poco piacevoli. Da Mestre andiamo a Vicenza, sempre cronaca. Con il centralino dei Vigili del Fuoco tempestato di chiamate perché molti cittadini del centro storico avevano sentito un forte odore di gas, quindi insomma tanta preoccupazione, un allarme lanciato, girato ai Vigili del Fuoco. Sentiamo esattamente cosa è accaduto. Quartiere San Marco contra San Francesco. Un forte odore di gas nella serata di ieri ha allarmato i cittadini che numerosi hanno allertato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti. In effetti l'odore era diffuso nel quartiere, ma risalendo le tracce la concentrazione maggiore proveniva da un tombino della rete fognaria. Verso le 21 l'area è stata transennata, mentre gli incaricati dal gestore della rete di distribuzione del gas hanno proceduto a verificare i punti esatti della perdita. Sono stati eseguiti anche alcuni carotaggi dai tecnici di AGSM-AIM in azione fino in tarda serata. Alla fine la fuga è stata individuata e riparata, l'area è stata messa in sicurezza. Ora si procederà alle verifiche delle cause della rottura della tubatura, che da una prima valutazione pare essere stata danneggiata da alcuni lavori stradali.
E adesso ci spostiamo nel Trevigiano, ma è coinvolta anche una 56enne vicentina in questa vicenda un po' particolare, va detto, perché insomma in pratica è la storia di una finta dottoressa che alloggia in un hotel, anzi in più hotel, e poi fugge senza pagare. Insomma, l'ha fatto più volte negli ultimi mesi, i carabinieri l'hanno rintracciata e l'hanno denunciata. Sentiamo. Buongiorno, sono una dottoressa. Con modi affabili si faceva consegnare le chiavi della stanza dell'albergo, dove soggiornava anche per una decina di giorni. Poi ad un tratto spariva, senza ovviamente saldare il conto. Non era la prima volta che la donna approfittava della situazione, vantando implicitamente il possesso di un titolo di studio piuttosto che la professione in campo sanitario. Così ha agito anche in diversi negozi dove si recava per effettuare svariati acquisti e diverse strutture ricettive del Veneto. Dopo un'ennesima vacanza gratuita in un albergo dell'Asolano, lo scorso settembre è scattata la denuncia. In quell'occasione aveva lasciato l'hotel senza pagare il conto del suo soggiorno, ben 600 euro. Immediate le indagini da parte dei carabinieri di Castelfranco, che sono riusciti a risalire all'identità della dottoressa insolvente. Si tratta di una 56enne vicentina che è stata deferita all'autorità giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta. Ora i militari cercheranno di appurare in quante strutture o negozi la dottoressa sia recata senza mai pagare. Probabilmente in Veneto, o forse anche oltre, ci saranno altre denunce, perché fino ad ora era sempre riuscita a farla franca, dissimulando appunto il proprio stato di insolvenza. Ora rischia di dover pagare tutto in una volta sola. E grazie dunque a Daniela Sizia per questo servizio. Abbiamo sbirciato un po' le previsioni del tempo e sarà bello sull'Italia fino ad Ognissanti, quindi un lungo ponte che regalerà ancora un caldo che insomma possiamo definire anomalo per questa stagione, quindi poca nuvolosità, assenza di piogge, formazione di nebbie notturne che ci sono, ma sono poche, diciamo così, e quindi insomma le temperature ancora per molti giorni rimarranno ben sopra la media, 10-15 gradi, pensate, sopra la media della stagione del periodo, in particolare in Sardegna, sul centro-nord e sulle Alpi. 15 gradi sono attesi a Cervinia, 20 gradi a Cortina d'Ampezzo, insomma è veramente una situazione molto strana. Vi ricordiamo poi che sabato sera, nella notte tra sabato e domenica, ci sarà anche il cambiamento dell'ora legale e quindi gli orologi andranno spostati indietro di un'ora. Ecco, queste sono un po' le novità del prossimo giorno. Ultima cosa che vi dico è che il sole regalerà domani l'ultimo tramonto serale, proprio perché definito così, proprio perché poi in realtà con il cambio dell'ora cambierà anche l'orario del tramonto. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo con la cronaca. Ben ritrovati con il nostro Focus, vi teniamo compagnia. Sono le 12:29, ancora un'ora da trascorrere insieme. Siamo andati sull'altopiano di Asiago per vedere la situazione con i nostri occhi attraverso il nostro collega Ferdinando Garavello, per vedere la situazione a 4 anni dalla tempesta Vaia e cosa accadrà nelle prossime settimane, la cronaca. Siamo stati ad Altivole con Vanessa Banzato per un autobus della linea MOM Montebelluna-Castelfranco finito fuori strada, per fortuna senza gravi conseguenze, ma con qualche ferito, quello sì. E insomma abbiamo fatto un po' già un giro di mezzo Veneto, ma fra poco usciremo ancora dallo studio, andremo a Padova per parlare della carenza di medici. Vi ho detto che il sole rimarrà almeno fino al ponte di Ognissanti, quindi temperature superiori alla media. Adesso sentiamo il governatore del Veneto che dice nell'arco di un anno e mezzo potrebbero partire i cantieri per la nuova via del mare. Insomma, su questo e anche su un aggiornamento che riguarda la pedemontana sentiamo Luca Zaia.
sarà questa nuova strada a 2 corsie per ogni senso di marcia dal casello di Meolo direttamente alla rotonda Frova di Jesolo. Ecco, voglio ricordare che sarà una strada a pedaggio per 2 euro per tutta la percorrenza, sono 18 km e 6, ma ricordo anche che sono totalmente esenti dal pedaggio i cittadini di Roncade, di Meolo, di Musile, di San Donà, di Eraclea, di Jesolo e di Cavallino. Poi ci sarà un'esenzione parziale per almeno un paio d'anni per i cittadini di Treviso, Monastier, San Biagio di Calalta e altri comuni. Approfitta della posa della prima pietra di una rotatoria a Vaglio di Roncade tra la Zermanese e la Treviso Mare il presidente Zaia per confermare e rilanciare un'opera ritenuta strategica per il Veneto, quella via del mare che collegherà Meolo a Jesolo. 2 euro il pedaggio per le auto, 4 per i mezzi pesanti. I cantieri potrebbero partire concretamente nell'arco di 1 anno e mezzo. La tempistica sembra tutto sommato stretta. Stiamo parlando di un'opera di 18 km e 6, 200 milioni di euro di investimento. Verosimilmente daremmo l'incarico, aggiudicheremo verso i primi di gennaio, massimo febbraio a farla grande, poi si va con la fattibilità, il definitivo e quindi il progetto esecutivo. Direi che potrebbe essere che nel giro di verosimilmente forse 1 anno e mezzo si possano anche iniziare i cantieri. Per un'opera che inizia ce n'è una in fase di completamento, la Pedemontana. È un'infrastruttura che noi innestiamo direttamente sulla 27 a dicembre. Andiamo a concludere fino a Montecchio come nastro d'asfalto per la primavera 2023, penso marzo-aprile, e poi ovviamente per fine 2023, primi 2024, ma è più fine 2023, l'apertura del casello di Montecchio, quindi definitivamente conclusa l'opera. Si parla anche, quindi un po' di aggiornamenti sulla viabilità del nostro nord-est da parte di Luca Zaia, si parla anche di Milano-Cortina, cioè delle Olimpiadi invernali, perché il ministro per lo sport Andrea Abodi avrà le deleghe per le Olimpiadi del 2026, una buona cosa, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quindi vedremo le reazioni anche a nord-est su questo aggiornamento, su questa vicenda, con le deleghe che saranno affidate al Ministro per lo Sport. Ci spostiamo a Bassano adesso perché c'è stata una gara di riconoscimento botanico all'Istituto Agrario Parolini, cioè praticamente studenti di tutto il Veneto si sono sfidati su questo tema, quello della botanica. Vediamo bene che cos'è da Monica Smiderl. Allora, 29-29. Un tasso. Una pianta cara a noi. Dai. Sì, dai, un tasso. Si mancano i cosi in realtà. Non ci sono i frutti. Però sì, dai, è abbastanza riconoscibile. Taxus baccata, sì, dai. Questi 3 studenti in arrivo da Verona sono impegnati nella gara di riconoscimento botanico degli istituti agrari del Triveneto che si è svolta al Parolini di Bassano. 30 piante da riconoscere lungo un percorso, 180 punti in totale da realizzare nel più breve tempo possibile. Le scuole di agraria si riuniscono in reti, questa è la rete del Triveneto, e di tradizione facciamo queste gare, quindi ci ritroviamo per fare gare di diversa natura, riconoscimento dei bovini eccetera. Questa è la gara di riconoscimento botanico, era da tempo che non la facevamo più, quindi sono state sospese per problemi legati alla pandemia e finalmente insomma abbiamo ripreso questa bella tradizione. 8 le scuole partecipanti, ognuno con 2 squadre per un totale di 16 team in gara. Oggi abbiamo qua da Buttapietra, per dire Basso Veronese, fino a Rovigo, il Veneziano e persino una scuola arriva da Gradisca di Sonzo. E sono stati proprio gli studenti dell'agraria di Gradisca di Sonzo a primeggiare. Le 2 squadre si sono posizionate al primo e terzo posto e poi vittoria d'istituto. Secondo gradino del podio invece per l'Istituto Agrario di Cividale. Complimenti a questi ragazzi, c'è un appello per la ricerca medica scusate, che arriva insieme alla notizia che in Italia vengono diagnosticati circa 1000 tumori ogni giorno, quindi quando arriva questa notizia ci si affida con fiducia ai medici e però c'è anche la ricerca che deve essere sostenuta, lo dice Andrea Sironi, presidente di AIR, che è la Fondazione per la ricerca sul cancro, quindi insomma
tutti devono essere coinvolti in questo. L'occasione è stata una cerimonia che si è svolta al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andiamo in Friuli Venezia Giulia dai nostri colleghi di Tele4 che hanno chiesto al Ministro Adolfo Urso, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, cosa succederà al porto di Trieste, cioè se esiste la possibilità che la gestione possa passare in mani cinesi. Non consegneremo il porto di Trieste ai cinesi, ha risposto il ministro Urso. Sentiamolo. Noi sappiamo che Xi Jinping, il primo atto che ha fatto è quello di cambiare lo statuto del Partito Comunista Cinese, ma parlo già del suo primo mandato, mettendo la via della seta nello statuto del partito e poi nella Costituzione cinese come elemento per il dominio globale. Quindi se i tedeschi intendono fare quello che hanno annunciato, certamente noi che ne siamo più consapevoli, perché siamo la frontiera nel Mediterraneo rispetto a questo progetto egemonico, non li seguiremo. Noi non ci consegneremo nella mano dei cinesi. Quindi il governo italiano potrebbe esercitare la Golden Power sul porto di Trieste? Questa è una competenza che spetta ovviamente a Palazzo Chigi e posso dire che tutta la nostra politica, anche economica e produttiva, sarà quella di garantire l'autonomia strategica italiana ed europea su tutte le filiere appunto che sono importanti per mantenere nelle nostre mani le decisioni sullo sviluppo economico e produttivo del nostro Paese e della nostra Europa. Questa è la nostra politica. Se poi altri intendono passare dalla dipendenza dall'energia e quindi dalla potenza russa, quello che è accaduto con la Germania e anche con l'Italia, in generale con l'Europa, alla dipendenza tecnologica o alla dipendenza in qualche misura commerciale dalla Cina, noi su questa strada non li seguiremo. Ecco, una parola chiara quindi del ministro Urso sul futuro del porto di Trieste. E noi adesso andiamo nell'Alta Padovana, insomma la cronaca più vicina a casa nostra, perché sembravano funghi commestibili, invece erano velenosi, e quindi una coppia di quarantenni di Trevasele che è finita all'ospedale intossicata. Una coppia di quarantenni di Trebaseleghe nell'Alta Padovana si è presentata al pronto soccorso di Campo San Piero con forti disturbi intestinali, riferendo di aver raccolto e cucinato dei funghi vicino a casa. I due erano convinti che fossero commestibili. Il profumo era buono, hanno detto i medici, ma il gusto diverso dal solito. Alla richiesta dei medici di un campione, i due riferivano di averli mangiati tutti. Un incaricato allora si è recato sul posto dove erano stati raccolti. Da lì la scoperta, dopo una perizia, era Amanita falloide, un fungo che può essere scambiato per commestibile, che però è velenoso. La coppia è stata quindi ricoverata per monitorare il loro stato di salute. Dopo qualche giorno la donna è stata dimessa, mentre il marito è peggiorato ed è stato trasferito all'ospedale di Padova nel reparto trapianti epatici. L'ULSS 6 Euganea ricorda che la raccolta di funghi da parte di privati cittadini deve essere sempre accompagnata da un controllo dei micologi disponibili nel servizio igiene ed alimenti e della nutrizione diretto dalla dottoressa Stefania Tessari. Bene fa Francesco Ratai, il nostro collega della redazione di Padova, a ricordare questo, insomma, quindi, quando si raccolgono funghi in autonomia, essere sempre molto prudenti, quindi chiedere informazioni. L'ULSS è disponibile, come quella padovana, anche sicuramente nelle altre ULSS del Veneto ci sono uffici che possono aiutare, diciamo, a non affrontare con leggerezza la raccolta dei funghi e quindi anche poi a consumarli se non si è sicuri. A Venezia invece il sindaco di Venezia, Brugnaro, ha parlato dell'uso di droghe anche leggere da parte dei ragazzi. Lo ha fatto a margine di un incontro che c'è stato per presentare le iniziative per i 400 anni del Teatro Goldoni. Ha parlato di giovani. Io stimolo i musicisti, gli artisti, anche i comici
a raccontare ai ragazzi il pericolo della droga, il pericolo delle droghe leggere, che non è vero che poi non servono a niente, perché sono l'imprimatur di certe situazioni che abbiamo visto. E parliamo di ragazzini, parliamo di ragazzi di 13, 14, 15 anni, riguarda tutti. Lo spaccio a Mestre, l'utilizzo sempre più diffuso delle droghe anche leggere da parte dei ragazzi, è stato oggetto di riflessione da parte del sindaco Luigi Brugnaro a margine della presentazione delle iniziative per i 400 anni del Teatro Goldoni. Anche l'arte e lo spettacolo, ha detto, devono essere veicolo di messaggi. Abbiamo questo effetto dell'immigrazione che è importante, bisogna riportarli al CIE, riportarli per esempio con la Tunisia, abbiamo dei rapporti internazionali e questi arrivano e lo spaccio diventa per loro, alcuni sono gente abituata a far questo già nei loro paesi d'origine, per cui sono arrivati in massa qui i barconi in questi ultimi 2 anni e per fortuna questo traffico penso verrà fermato a questo governo, però nel frattempo gli effetti ci sono. Ma poi ci sono i consumatori. Per cui è questo meccanismo, che è un meccanismo sociale, che poi ha degli aspetti che vanno alle baby gang, ha degli aspetti, perché poi per piccole dosi si rischia che il consumatore diventa lui stesso spacciatore. 12:41, è ora di fermarci ancora per un attimo, poi tra non molto andremo anche a Padova per parlare dei medici, della carenza dei medici e poi tutte le altre nostre notizie di cronaca. Ci vediamo tra un attimo. (12:45), venerdì 28 ottobre, siamo insieme dalle 12 e quindi siamo a metà strada con il nostro Focus fino alle 13:30 in compagnia. Siamo andati sull'altopiano di Asiago per parlare di un triste anniversario, quello dei 4 anni dalla tempesta Vaia, e con Ferdinando Garavello abbiamo visto la situazione attuale, qual è il paesaggio sull'altopiano, ancora un paesaggio condizionato sicuramente da quello che è accaduto, e anche il paesaggio, chiamiamolo così, di Altivole abbiamo visto tra il Trevigiano e il Bassanese, dove questa mattina un autobus che trasportava studenti è finito fuori strada, per fortuna bilancio non grave, però insomma tanta paura. E poi insomma tutte le nostre notizie di cronaca. Vi abbiamo detto che il bel tempo rimarrà e quindi temperature anomale ben al di sopra della media almeno fino al ponte di Ognissanti, fino alla fine del ponte di Ognissanti. Tra una decina di minuti andremo a Padova per parlare di medici, della carenza di medici. Adesso andiamo a Belluno invece, dove i nostri colleghi della redazione bellunese ci raccontano di questo fatto che è accaduto, cioè che la 3 giorni di musica dal vivo in programma da sabato a lunedì, che si chiamava Halloween, parlo al passato perché è stata annullata per condizioni di sicurezza insufficienti. Questa decisione di diniego è arrivata dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica con il coinvolgimento anche di Rete Ferroviaria Italiana. Vediamo cos'è accaduto. Salta per motivi di sicurezza Halloween, la festa in programma a Belluno nel prossimo weekend dietro al Pala de Mas. La festa non si farà, almeno per ora, e se l'evento sarà posticipato non potrà svolgersi nello stesso luogo. Abbiamo riscontrato all'unanimità, quindi tutti i componenti del Comitato Provinciale di Sicurezza, la mancanza di condizioni sufficienti a garantire che l'evento possa svolgersi in sicurezza. Questa l'area individuata dagli organizzatori della 3 giorni di eventi organizzati in occasione della festa dei festeggiamenti per Halloween, l'area del parcheggio del Palasport di Belluno, un'area per la quale non potevano essere garantite le misure di sicurezza anche alla luce della vicinanza del passaggio della linea ferroviaria. Non è stata una bocciatura dell'evento tout court, tantomeno dei promotori, ma del luogo scelto, precisa il prefetto. Una sorta di budello, un luogo chiuso, come sapete confinante con la massicciata ferroviaria, con un dirupo sul torrente Ardo, con vie di accesso e di esodo limitate. Una soluzione alternativa era stata offerta, cioè quella di spostare l'evento dal parcheggio del Pala de Mas a Villa Montalbana a Forze. Solo ieri sera, a tempo oramai scaduto, gli organizzatori si sarebbero convinti a traslocare. Una comunicazione sibillina su Instagram lascia intendere che potrebbero esserci novità in merito allo svolgimento o meno degli spettacoli e all'eventuale modalità di rimborso dei biglietti. La domanda più ricorrente in queste ore è: si doveva arrivare così a ridosso della festa per dire no?
l'organizzazione di un evento deve partire sempre molto per tempo, ecco, molto prima dell'evento. Il mio auspicio è che le amministrazioni comunali, le Pro-Loco, gli organizzatori privati si muovano per tempo. Se questo non accade, voglio dire, ognuno deve darsi una risposta. E per quanto riguarda la sanità, il governo pare che stia lavorando a un provvedimento per reintegrare in servizio il personale sospeso perché non si era vaccinato, quindi medici e altro personale sanitario. Questa insomma è una notizia che potrebbe arrivare confermata, quindi potrebbe essere confermata nelle prossime ore, forse già oggi, proprio per questa attività che sta facendo il governo. Questa è una delle ultime notizie di oggi. Tra le ultime notizie di oggi però ce n'è anche una che viene da Vicenza e che la redazione ci propone. Allora sentiamo questo servizio, credo sia di Luisa Bertini, che parla degli alberi malati a Montebello Vicentino. Montebello Vicentino, allarme alberi pericolosi. È partita una serie di abbattimenti nel segno della sicurezza. Gli alberi infatti sono malati e potrebbero esserci crolli improvvisi. Dopo le verifiche effettuate dagli esperti forestali, sono iniziati gli interventi su 2 abeti rossi all'inizio del viale principale del cimitero. Verranno sostituiti con esemplari di specie più adatte all'habitat e con altezze massime di 6 metri. Come vedete già dall'immagine purtroppo stanno morendo. Abbiamo fatto fare una perizia da un agronomo, il quale ci ha confermato che purtroppo bisogna passare all'abbattimento prima che succeda qualcosa di grave o che si abbattano, che distruggano tombe e tutto, o anche persone che passano sotto, perché purtroppo adesso con questi eventi di queste trombe d'aria adesso sono molto pericolosi e più in queste condizioni. Già quest'estate abbiamo avuto, a causa di un forte vento, un primo cedimento di un albero. Siamo intervenuti prontamente e lo abbiamo tagliato e contestualmente abbiamo anche sostituito e contestualmente abbiamo anche tagliato altri 2 alberi e messo in sicurezza la via. In effetti c'è anche il pericolo maltempo in agguato. Dopo le forti raffiche di vento che la scorsa estate si sono abbattute su Montebello con crollo di un albero, verranno abbattuti 20 carpini bianchi situati in via Cederle. Anche in questo caso saranno sostituiti con alberi più giovani ma dello stesso genere. Per gli interventi il comune ha stanziato 50.000 euro con cui verrà sistemato anche il marciapiede di via Cederle nei punti in cui è stato danneggiato dall'affioramento delle radici degli alberi. Quasi tutti gli alberi sono ammaloorati e richiedono un immediato e tempestivo sostituzione per la messa a sicurezza appunto della via. Abbastanza inutile la mia precisazione, però ovviamente non era Luisa Bertini ma Carlo Inghilleri, l'autore del servizio, quindi abbiamo un po' sentito queste voci anche un po' richieste d'aiuto, insomma, che arrivano per la vicenda degli alberi a Montebello Vicentino, alberi che sarebbero ammalati. La cronaca ci porta anche a Rovigo, dove la Guardia di Finanza ha scoperto circa 300 grammi di marijuana in una tabaccheria di Rovigo. Stavano compiendo un accertamento fiscale. I finanzieri poi hanno continuato l'indagine anche nell'abitazione del titolare, dove sono stati trovati questi 220 grammi di sostanza essiccata conservati in barattoli di vetro, e quindi adesso ovviamente dopo la denuncia dell'uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l'indagine continua. C'era un'altra notizia sempre di sanità, vediamo se la trovo, che volevo darvi, che è arrivata da poco. Eccola qui, praticamente un gruppo di eurodeputati, una delegazione di eurodeputati sarà in visita nel nord Italia dal 2 al 4 novembre per raccogliere informazioni sulle principali sfide affrontate durante il primo periodo della pandemia. Visiteranno Padova, Bergamo e Milano, tra le più colpite, diciamo, dalla pandemia, e vorranno un po' capire che cosa sta accadendo. Velocemente ci spostiamo a Padova, stiamo per andare anche in collegamento con Valentina Visentin. Prima, finché prepariamo il collegamento con lei, una raffica di furti nella zona termale, tra le vittime anche una nota legale padovana. Quello che infastidisce di più non è solo il danno subito, ma l'atto di per sé, cioè diventa una vera e propria violenza, non solo nei confronti delle cose che hanno danneggiato, ma anche nei confronti della persona, cioè non si riesce più a stare sicuri in casa propria
temi queste invasioni e soprattutto rimani con la consapevolezza che probabilmente questi delinquenti rimarranno impuniti. Un'auto completamente smontata. I ladri hanno agito con cognizione di causa, scegliendo i pezzi di ricambio di valore. Sabrina Fortin, avvocata con studio a Montegrotto Terme, è nota in città anche per aver partecipato qualche anno fa a un'edizione di Miss Mamma Italiana. Il furto è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì nel giardino dell'abitazione. Secondo una stima, i danni alla vettura sono di oltre 20.000 euro, non tutti rimborsabili dall'assicurazione. Nel caso mio non risarciscono al nuovo, ma rapportato al valore dell'auto. Essendo un'auto che ha già qualche anno, ovviamente i pezzi non vengono coperti al prezzo pieno. Inoltre lei al momento non sa quando potrà riutilizzare questa automobile. E questo è l'altro problema. Salvo che non vada a ricomprarmeli da chi me li ha rubati, si fa fatica a trovare i pezzi di ricambio. Nelle ultime settimane, nella zona delle Terme, così come a Selvazzano e ad Albignasego, ci sono stati molti colpi simili. Il sospetto è che ad agire sia una banda specializzata in furti su commissione. A una esperta del settore, si arriverà a giustizia su questo fatto? Guardi, dubito è quello che dicevo prima, cioè probabilmente non si troveranno mai e rimarranno impuniti. 12.54, andiamo subito a Padova per parlare di carenza di medici, lo facciamo con Valentina Visentin che ha un ospite, consigliere regionale Giacomo Possamai. A te Valentina, raccontaci un po' dove sei e che cosa sta succedendo. Ecco, adesso ti vedo. Organizzata dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico. Qui con me c'è Giacomo Possamai. Il tema è quella della carenza dei medici di medicina generale, che non colpisce solo la provincia di Padova ma è diffuso in tutto il Veneto. Anzi, ci sono alcune province come quella di Rovigo e Belluno dove ci sono dati allarmanti, perché il pensionamento dei medici è destinato ad aumentare nei prossimi anni e quindi non si va a garantire una giusta copertura a tutti i cittadini. Quali sono i dati che avete raccolto? Buongiorno a tutti. Intanto i dati purtroppo sono allarmanti su tutto il Veneto. Quelli di Belluno e di Rovigo sono un dramma, nel senso che sono in assoluto i peggiori. Questa ricerca che abbiamo commissionato a 2 ricercatori dimostra un dato assolutamente preoccupante, cioè che nel 2023 e nel 2024 ci sarà il picco assoluto di pensionamenti di medici di medicina generale, dei medici di base, dei medici di famiglia, e soprattutto che in questi anni non si è prevista un'adeguata sostituzione con borse di studio e quindi con medici in formazione, medici giovani che potessero sostituirli. Il Veneto, pensate, è in assoluto la regione in Italia che ha messo meno borse di studio ogni 1000 abitanti dal 2014 ad oggi. Quindi c'è stata anche una precisa responsabilità politica della Regione Veneto, che appunto ha la competenza sui medici di medicina generale e che evidentemente ha sbagliato la programmazione. Per cui oggi abbiamo voluto lanciare con forza questo allarme. I prossimi 2 anni sono veramente difficili, saranno veramente difficili. Già oggi riceviamo tutti i giorni segnalazioni di cittadini che non hanno il medico di medicina generale o che non riescono a contattarlo perché i medici hanno un numero di assistiti assolutamente elevato. La percentuale dei medici di medicina generale over 55 in Veneto è attorno al 62%, questo è uno dei dati appunto che ci è appena stato fornito, e nelle prossime settimane il Partito Democratico potrebbe presentare anche delle proposte in regione. Sì, questa è la prima parte della nostra ricerca, la seconda la presenteremo la settimana prossima insieme a un pacchetto appunto di proposte, perché è evidente che serve un intervento shock, serve una riorganizzazione complessiva del sistema, altrimenti nei prossimi 2 anni non reggerà, non ci sono bacchette magiche in questi casi, nel senso che i medici non si formano in pochi giorni e quindi o c'è un intervento radicale di riorganizzazione oppure il sistema è a rischio tenuta. Anche perché proprio la carenza dei medici di medicina generale è anche dovuta al fatto che magari manca un'attrattiva nella formazione, perché molti ragazzi finita la facoltà di medicina tendono alla specialità piuttosto che al corso per diventare medico di medicina generale. Questo è un ulteriore problema, non basta mettere le borse, già il Veneto ne ha messe poche, ma negli ultimi anni soprattutto, quando le borse sono aumentate, tanti studenti, o meglio tanti medici che poi decidono di fare la scuola abbandonano lungo il percorso per scegliere altri tipi di percorsi, per cui non basta neanche la borsa, perché se poi abbiamo tantissimi che abbandonano, alla fine non
diventano medici di medicina generale, quindi non possono andare a coprire il turnover. E allora da Padova è Valentina, tutto, restituisco la linea. Posso fare una domanda a Giacomo Possamai? Volevo chiedere... Sì. Sì, mi senti? Sì, Federico. Sì. Volevo chiedergli se, visto che insomma i nostri telespettatori sono di tutto il Veneto, se c'è qualche zona che diciamo è ancora più in una situazione critica rispetto ad altre. Immagino la montagna bellunese, ma nelle altre province è omogeneo o no? Sì, esattamente, l'avevamo un po' accennato prima. Federico Fusetti chiedeva quali sono le zone più in difficoltà. Abbiamo detto una è Belluno, l'altra provincia è Rovigo. Belluno e Rovigo prima di tutto per un tema demografico sia dei cittadini sia dei medici. Demografico di cittadini perché evidentemente dove la popolazione è più anziana questo incide di più sul servizio dei medici di medicina generale. Però devo dire che è una situazione grave in tutto il Veneto. Oggi abbiamo presentato i dati e i grafici che ovviamente vi forniremo nelle prossime ore, quindi potrete anche mostrare se volete ai telespettatori. Fa veramente impressione il grafico perché si vede quanti sono i medici che stanno andando in pensione e quanto rischiamo di essere scoperti nei prossimi anni. È così, insomma, nelle edizioni dei serali dei nostri telegiornali vi mostreremo questi grafici che proprio mostrano da qui il progressivo pensionamento di tanti medici, con il picco dei pensionamenti previsto proprio tra il 2023 e il 2024. Allora, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a Giacomo, grazie anche al collega che è con Valentina, non gli abbiamo chiesto, ma insomma ovviamente grazie anche a lui per tutta la parte tecnica di questo collegamento. Prima di fermarci volevo però portarvi velocemente a Venezia perché c'è un triennio di iniziative per festeggiare i 400 anni del Teatro Goldoni, quindi sicuramente un pezzo di storia che viene valorizzato con spettacoli, ma insomma un po' anche una serie di iniziative. Vediamo. Sarà Alessandro Preziosi a dare il via domani sera alle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni, con lo spettacolo Goldoni e Goldoni, il gioco della memoria, scritto e diretto da Tommaso Mattei. Celebrare questo teatro per me vuol dire proprio questo, raccontare la rassicurante instabilità che vive Venezia attraverso il teatro. Ed è un'opportunità gigantesca, soprattutto perché attraverso questo reading che farò domani sera, che racconteranno i 400 anni del Teatro Goldoni, sarà un modo per riavvicinare la gente al teatro e anche il sottoscritto e soprattutto a nobilitare il mestiere dell'attore, a farlo così, a dargli un titolo nobiliare a parte per quello che ha dovuto penare prima che attraverso proprio il Teatro Goldoni si potesse, e la rivoluzione che Carlo Goldoni portò nel teatro, dare all'attore un ruolo che non fosse soltanto di cialtrone e saltimbanco, ma di una nobiltà di pensiero che viene riconosciuta proprio grazie a queste mura che hanno ospitato la storia del teatro. Lo spettacolo, che vedrà protagonista Preziosi, dà il via a un triennio di iniziative tra Venezia e la terraferma, con 30 spettacoli, 120 recite in 7 palcoscenici, un teatro al porto, uno virtuale e uno viaggiante in 18 comuni del Veneto. Io credo che portare in giro il teatro significa anche fare copioni migliori, meno noiosi. Spesso andare a teatro è di noia mortale. Invece bisogna che tutti si abituino al fatto che bisogna ridere a teatro, bisogna riflettere a teatro, ma bisogna anche divertirsi a teatro. Il programma è stato realizzato in collaborazione col Comune, presente anche il sindaco Brugnaro alla presentazione odierna al teatro e la Regione. Per noi è sicuramente una bella occasione anche per dare uno slancio, uno sguardo positivo rispetto al futuro, al mondo dello spettacolo, che naturalmente ha conosciuto anni difficili con il Covid. C'è stato questo trauma, questa interruzione di un rapporto con il pubblico, è un filo che va riallacciato e riannodato quanto prima, quindi è anche per noi l'occasione per rilanciare i nostri teatri e lo spettacolo dal vivo. 13.02, una pausa, vi ricordo che fino alle 13.30 vi teniamo compagnia, quindi ci vediamo tra un attimo. Bentornati ancora con voi fino alle 13.30, siamo andati sull'altopiano di Asiago, a Padova per parlare della carenza di medici, ad Altivole per l'incidente di questa mattina con un autobus che trasportava studenti finito fuori strada, poi tutto il resto della nostra cronaca.
adesso andiamo a Bassano perché c'è un tema, quello di San Lazzaro, che insomma fa discutere molto. Ci sono 90 giorni ora per enti e imprenditori per approfondire il percorso tecnico, ma ci sono molti che chiedono all'amministrazione di prendere una posizione precisa. Su San Lazzaro i tecnici e gli enti avranno 90 giorni per giudicare il progetto che potrebbe trasformare radicalmente l'ultimo lembo di campagna bassanese. Ma la politica, che ha avuto già molto tempo per decidere cosa fare, sembra non voler prendere posizione su un argomento così scottante. La programmazione e le scelte strategiche sono però onori e oneri per chi è stato incaricato dai cittadini di gestire la cosa pubblica. E così il proverbiale cerino resta nelle mani dell'assessore all'urbanistica, al quale sono in molti a chiedere di prendere una posizione chiara e precisa su San Lazzaro. L'assessore Viero dice da ormai mesi: deciderà la politica. Ma chi è la politica a Bassano in materia urbanistica? È l'assessore Viero. Assessore Viero, che è anche segretario politico della Lega di Bassano, che è il partito di stragrande maggioranza in consiglio comunale. Da lui deve arrivare una risposta chiara e netta. Ce n'è anche per il sindaco, dato che Elena Pavan sul tema di San Lazzaro si è defilata molto tempo fa. La sindaca Pavani invece è totalmente latitante sul tema, non si esprime, non dice nulla. I cittadini vogliono chiarezza, le imprese vogliono chiarezza, sì o no? Diciamolo, ma in tempi rapidi, perché non possiamo andare avanti con questa melina in cui si dice decide la politica. Ecco l'appello per l'amministrazione Pavan. L'amministrazione comunale siete voi, date un segnale di chiarezza ai cittadini. Noi come Partito Democratico ribadiamo il nostro no all'insediamento, come hanno fatto anche gli enti preposti, come il Consiglio di Bacino, come anche ha accennato la provincia, come ha detto l'ARPAV. Alla fine, come si è visto anche nel tesissimo scambio di vedute fra cittadini e imprenditori dopo la conferenza dei servizi di martedì, sul tema di San Lazzaro le posizioni potrebbero essere difficilmente conciliabili. E allora la politica dovrà decidere, una volta per tutte. Quartieri, cittadini, associazioni, partiti politici di opposizione come il Partito Democratico si sono espressi sempre in maniera chiara sulla questione degli insediamenti produttivi di San Lazzaro. Un no, la salvaguardia di Riva Bianca dei suoi campi. Le imprese vanno aiutate, ma vanno salvaguardate le aree verdi che sono sempre meno e saranno sempre più indispensabili per il futuro. 13:09, due vicende simili da un certo punto di vista, con il tema comune i maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Valli del Pasubio infatti hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un italiano di 39 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Tra agosto e settembre l'uomo avrebbe maltrattato la propria compagna, offendendola ripetutamente, aggredendola anche fisicamente, mani al collo, ecchimosi, quindi anche la necessità di andare al pronto soccorso. Insomma, ora la donna è in una struttura protetta e l'uomo invece ha avuto la notifica di questo divieto di avvicinamento. Però anche a Padova, anche nel Padovano, c'è una vicenda che riguarda una donna che addirittura viene derubata davanti all'asilo dei figli, e l'uomo che la deruba poi aggredisce i poliziotti tentando di fuggire e viene arrestato. Sentiamo. Ha minacciato la moglie davanti agli occhi della figlia piccola, non ha esitato anche a strattonare la bambina, tutto questo per avere del denaro. La scena è avvenuta davanti ad un asilo di Padova, protagonista un 28enne nigeriano che è stato poi arrestato dalla polizia, che lo ha rintracciato in via Giotto, poco lontano dal monumento Memoria e Luce alle Porte Contarine. Lo straniero ha aggredito l'ex compagna mentre la donna stava accompagnando a scuola i 3 figli, voleva a tutti i costi dei soldi e per questo l'ha minacciata e ha strattonato la figlia più piccola che era in braccio. La donna, disperata, ha lanciato il portafoglio nel cortile della scuola e poi è scappata in questura per denunciarlo. Il 28enne, alla vista dei poliziotti, ha tentato di aggredirli, ferendo anche 2 agenti. Alla fine è stato arrestato. Nella prima parte di Focus abbiamo parlato dell'ennesimo grave episodio di violenza avvenuto in via Piave a Mestre, nella zona della stazione. Un uomo accoltellato che è entrato in una farmacia per chiedere aiuto, e questa mattina è iniziata anche una raccolta firme dei cittadini per chiedere di intervenire il più presto possibile. Sentiamo i residenti, le voci dei residenti. Ho appena firmato proprio questo fatto qua, a mercerie qua.
Che fa raccolta firme. Cominciata questa mattina la raccolta firme per salvare il quartiere da spaccio e criminalità. Mittente, residenti e commercianti di Via Piave, destinatari dal nuovo ministro dell'Interno alla Regione Veneto. Il Bronx è diventato sta zona qua. Ha paura? Alla sera non puoi uscire. Abbiamo paura, noi persone in età, al pomeriggio. Io, sottoscritta, non vengo mai fuori al pomeriggio. I residenti hanno paura? Certo, non erano abituati a dover affrontare problemi di questo tipo e quindi vivono malamente. La situazione qua è tragica, veramente tanto tragica. Non si può più, dalle 5 in poi non si può più muoversi da casa, non si può andare da nessuna parte. Le forze dell'ordine ci sono già per quello, non è che mancano, però più di tanto non possono fare e sono bloccati anche loro in qualche maniera. Però la gente ha paura di stare qua. Tanta paura. Io sinceramente una casa qua non la prenderei mai. Basta vedere le facce, tu li riconosci dall'espressione. E ho denunciato più volte, ho chiamato la polizia più volte, che spacciano specialmente nei sottopassi. È veramente invivibile perché non stai tranquillo. Lei ha paura di uscire? E chi è che esce? Alla mia età vado a uscire, no, io sto dentro casa. Di sera non ci muoviamo e di giorno ci facciamo coraggio. Voce comune, quella della paura ad uscire di casa in questa zona di Mestre. Intanto, cambiamo argomento, le autorità sanitarie hanno riscontrato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di circa 49.000 galline a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, quindi verranno abbattuti tutti i capi, diciamo che a rilevare questo focolaio sono stati l'ULSS 2 di Treviso, ma soprattutto i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. E adesso parliamo della A4, sapete di quanti incidenti sono avvenuti nei mesi, negli anni scorsi, nei giorni scorsi su questo tratto della A4, quello cioè insomma un po' più a est verso il Friuli Venezia Giulia. Come ridurre questi incidenti? Una proposta arriva dal presidente degli autotrasportatori della Marca, Danilo Vendrame. Sentiamo qual è. Accelerare i lavori per la terza corsia e segnali stradali come l'occhio di gatto che aiutino a rispettare la distanza di sicurezza rimangono secondo gli autotrasportatori i punti chiave su cui lavorare visti i moltissimi casi di incidenti per distrazione dei conducenti. Se non altro inizialmente questo sarà un incentivo a non mollare l'attenzione perché stai attento ad avere la distanza di sicurezza giusta e con una distanza di sicurezza di 60-70 metri molto probabilmente qualche incidente o si evita o da grave diventa un po' meno grave. Possiamo osservare come si sia verificato un forte aumento del traffico sia pesante sia delle auto. Sul rete di autovie venete, che comprende in particolare la tratta Venezia-Trieste della A4, le percorrenze dei TIR nei primi 6 mesi del 2022 sono state superiori del 4,4% rispetto all'ultimo anno pre-pandemia, quindi al 2019. Un signore si metta sulla corsia di destra dove ci sono i camion che sappiamo corrono massimo 80-85 all'ora, si metta con una macchina a 130, io dico quello non stava bene, non era a posto fisicamente, per quello è entrato con dopo non ha frenato, non ha fatto niente, vuol dire che qualcosa è successo e lì fermarsi è impossibile. È veramente un tratto di strada che è pericoloso e fa molto discutere. E la cronaca ci porta anche a Padova, dove c'è stata una stretta sui clandestini con un blitz della polizia in piazzetta Gasparotto dopo le tante segnalazioni di degrado, di bivacchi, insomma sono state davvero tante queste segnalazioni dei residenti e non solo, e vediamo cos'è accaduto nelle ultime ore.
Li hanno sorpresi a dormire su giacigli di fortuna sotto i portici 10 persone, tra di loro anche 2 donne italiane di 22 e 37 anni. Blitz della polizia giovedì mattina all'alba in piazzetta Gasparotto, la piazza che nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche per il degrado ai bivacchi e le foto di veri e propri accampamenti davanti alle porte degli uffici. I poliziotti hanno identificato tutte e 10 le persone sul posto, anche il personale dell'ufficio immigrazione, per controllare la situazione degli stranieri. 8 quelli identificati, tutti di origine africana, proveniente dall'Africa subsahariana. Solo uno, un ghanese di 32 anni, è risultato clandestino ed è stato espulso con provvedimento del prefetto di Padova. Gli altri invece sono risultati regolari o richiedenti protezione internazionale. Un nigeriano e una delle 2 donne italiane invece sono risultati avere precedenti per reati in materia di stupefacenti. Uno di loro è stato denunciato per aver violato la misura del DASPO urbano che gli vietava di stare proprio in piazza Gasparotto. La polizia ha controllato anche la vicina piazza De Gasperi, dove sono stati trovati nascosti 6 grammi di cocaina. Identificati 4 stranieri, uno di loro, un 20enne moldavo, è risultato clandestino. È insostenibile, così viene definita, la situazione della pesca, in particolare dei pescatori in Italia, che hanno perso il 28% dei profitti in un anno, con costi insostenibili, imbarcazioni ferme in porto e occupazione a rischio. Un quadro davvero terribile e aggravato dai costi dell'energia e dei carburanti, ecco, che non accennano a migliorare, a scendere. Quindi costi che salgono addirittura del 60-70%. Non è direttamente collegato, ma insomma anche il turismo è ovviamente molto penalizzato dal caro bollette. La stagione estiva è stata da record per Venezia, per la città di Venezia in particolare, ma per tutto il litorale, e adesso le incertezze dell'autunno e dell'inverno. Il turismo a Venezia va sempre di moda e a dirlo sono i dati. Dopo 2 anni di un settore gelato dalla pandemia, la città torna a crescere insieme al turismo di tutto il territorio. Venezia sta andando molto bene, ma diciamo tutto il comparto turistico è cresciuto in questo anno, soprattutto in estate. Le città d'arte sono cresciute, non solo Venezia ma anche le altre, chi più chi meno, e ovviamente questo ci riporta alla luce vecchie tematiche come l'overtourism e quindi la discussione anche sulla gestione dei flussi turistici. E sa tornare sul tavolo da discussione sono vecchie tematiche come l'overtourism e per chi a tornare sono anche vecchi numeri come quelli di un turismo da record. Territorio veneto che in 72 milioni di presenze ne vede ben 25 milioni indirizzate al turismo balneare. Non abbiamo ancora ovviamente i dati definitivi della stagione perché dobbiamo aspettare il 31/12, però posso già dirvi che sarà un anno quasi come quello del 2019. Il mese di agosto in particolare, proprio per il mare, nel camping, quindi nell'open air, ha fatto il 97,5% di presenze turistiche, il lago il 93%. Numeri record che però presto faranno i conti con un altro genere di numeri, quelli del caro bollette. Siamo sul chi va là per quanto riguarda l'aspetto invernale, perché dovremo vedere se arriverà la neve, capire il tema dei costi energetici, perché gli impiantisti vogliono aprire, però hanno bisogno di un supporto perché le bollette saranno salatissime. Bollette salatissime, aumento dei costi, binomio oggi attuale più che mai. Sì, gli operatori hanno già parlato di un aumento dei costi, sia per quanto riguarda gli ski pass, e gli stessi albergatori sono sul chi va là perché ovviamente non vogliono aumentare le tariffe, ma di fronte a costi energetici di questo tipo sono costretti a farlo, e infatti c'è chi addirittura valuta se aprire o meno. Forse in questo caso serve anche un appello al governo perché agisca in fretta. Assolutamente sì, è uno dei nostri compiti, anzi la prossima settimana avremo gli incontri con i vari ministri di riferimento, tra cui anche chiederò un incontro anche col ministro del turismo, anche tramite la commissione regionale che noi abbiamo di tutti gli assessori al turismo, proprio per chiedere di intervenire in maniera straordinaria sul tema delle bollette. Ecco, sul turismo è intervenuta poco fa anche il ministro del turismo Daniela Santanchè, che dice: i dati che emergono dalle previsioni sul ponte del 1° novembre sono incoraggianti, superiori non solo a quelli dello scorso anno ma anche a quelli pre-pandemici. È un settore che tiene nonostante la crisi energetica. È nostro dovere, dice Santanchè, impegnarci per sostenere sempre di più questo comparto, che è un volano fondamentale per la crescita della nazione, e questo è il
o la ministra del turismo. Adesso andiamo a Bassano, dove gli studenti dell'ente di formazione Irigem sono usciti dalle loro mura, dalle classi, e sono andati in centro storico a scoprire, a studiare la città medievale, guidati dal professor Gianberto Petoello. Conoscere la Bassano medievale direttamente sul posto, là dove la storia fu scritta, dove troviamo ancora i resti e i monumenti di quell'epoca che tanto segnò le vicende della città del Grappa. Un'opportunità per gli studenti di seconda della sede bassanese dell'Irigem, in visita culturale oggi in centro storico, accompagnati dal professor Gianberto Petoello. Oggi siamo partiti dal Monte Vecchio, che è la seconda piazza di Bassano, va bene, quella che poi diventa la più importante dal punto di vista politico, e che è stata una sede sicuramente di un palazzo degli Ezzelini. Da lì siamo risaliti al castello. Attraverso il professor Petoello abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di avere una panoramica abbastanza esaustiva di quella che è la Bassano medievale. Dall'antico all'età moderna fino a quella contemporanea ci sono tantissime fasi che si susseguono e che si intersecano, e abbiamo avuto il piacere di sentire la storia, ma anche di vedere proprio materialmente quelli che sono gli edifici che sono testimonianza di questa sedimentazione di avvenimenti storici, archeologici e quant'altro. A te che cosa è piaciuto di questa visita? Il castello è stato molto interessante. Mi ha colpito di più il castello, che abbiamo fatto il giro perché non l'avevo mai visto, e mi è molto piaciuto proprio anche le mura. Abbiamo approfondito la struttura del castello. Comunque è stato interessante passare da ciò che noi studiamo nei libri a diremo trovarci un po' nella realtà. Bene, interessante sentire la voce degli studenti, questo entusiasmo per quello che fanno è contagioso. Rimaniamo nel Vicentino, perché gli alpini della sezione Monte Pasubio si preparano a festeggiare i 100 anni dal 4 al 6 novembre, tante iniziative a partire dal conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, che è l'Associazione Nazionale Alpini. I 3 giorni delle penne nere, i 100 anni della sezione Monte Pasubio di Vicenza. Dal 4 al 6 novembre le strade e le piazze del centro storico della città del Palladio saranno in festa, a cominciare da venerdì, quando alle 5:30 del pomeriggio il Consiglio Comunale si riunirà in una seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria all'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Il conferimento della cittadinanza ha un significato importante per Vicenza, perché gli alpini rappresentano un simbolo di solidarietà, di fratellanza, di aiuto verso il prossimo, che abbiamo potuto testare tutti i giorni in tutti i quartieri, anche nella nostra città, soprattutto nel periodo di difficoltà della pandemia. Domenica 6 novembre i 3 giorni di celebrazione si concluderanno con la tradizionale sfilata delle penne nere per le vie del centro storico, con l'abaro, vessillo, bandiera della città e bandiere dei gruppi alpini vicentini. Tanti i visitatori attesi a Vicenza, molti arriveranno col treno e all'uscita dalla stazione troveranno il monumento agli alpini inaugurato sabato 5 novembre. L'opera, alta 5 metri, raffigura il pianeta Terra posto su una calotta in acciaio del diametro di 4 metri, con a fianco una penna metallica rivolta verso il Monte Pasubio, un emblema, un simbolo identitario. La cosa importante secondo me è questa, cioè il monumento è una penna. La nostra penna rappresenta il nostro cappello. Se questo cappello non ha la penna alpina, è un cappello. Con la penna alpina è un cappello alpino. Questa è, questa ricorrenza importante degli alpini. Adesso invece ci occupiamo dell'altopiano. Siamo stati sull'altopiano proprio all'inizio di Focus, a mezzogiorno. Ci siamo collegati con Ferdinando Garavello per vedere la situazione, il paesaggio che si vede oggi a 4 anni dalla tempesta Vaia. Una tempesta veramente che è stata devastante per l'altopiano. A proposito di questo vi ricordo che domani, sabato alle 21:15, andrà in onda il documentario su Rete Veneta che proprio ripercorre quello che è accaduto in quelle ore.
quindi immagini davvero impressionanti che potremo rivedere domani sabato alle 21:15. A proposito di altopiano, l'aumento delle bollette rischia di essere però un colpo di grazia per molte aziende agricole e sono a rischio anche i formaggi tipici delle montagne vicentine. I formaggi più caratteristici e ricercati delle montagne vicentine rischiano di sparire a causa dell'impennata del prezzo del gas. Una stalla su 10, infatti, è in una situazione così critica da essere vicina alla chiusura, con rischi per l'ambiente, l'economia e l'occupazione, ma anche per la sopravvivenza del patrimonio agroalimentare made in Italy, a partire dai formaggi più tipici della montagna. A strozzare gli allevatori italiani un'esplosione delle spese di produzione in media del più 60% legata ai rincari energetici, che arriva al più 95% per i mangimi, al più 110% per il gasolio e addirittura al più 500% per le bollette dell'elettricità, necessarie a alimentare anche i sistemi di mungitura e conservazione del latte. Particolarmente drammatica è la situazione delle stalle di montagna, dove il caro bollette sta costringendo aziende a chiudere, con conseguenze sulla produzione dei formaggi d'alpeggio. L'allarme è lanciato da Coldiretti e riguarda molte razze antiche in via di estinzione, salvate dal lavoro delle famiglie di agricoltori e allevatori, un patrimonio che soffre anche per lo spopolamento della montagna e per la concorrenza dei prodotti importati dall'estero. Altre belle immagini. Adesso andiamo a Venezia per parlare dei residenti dell'ex caserma Sanguinetti, e consiglieri di maggioranza e opposizione sono uniti per difendere un po' quello che è questa residenzialità della zona. Sentiamo. Il punto di primaria importanza e sul quale fare immediata chiarezza è il destino delle 8 famiglie che risiedono nel complesso. Sembra che il proprietario del bene, il demanio, abbia già fatto recapitare gli avvisi di sfratto. Se questa deve essere la conseguenza del progetto, non ci stiamo assolutamente. Anche il consigliere leghista delegato alle tradizioni veneziane è contro il progetto che vedrebbe l'ex caserma Sanguinetti a Venezia tramutarsi in un'area di co-working e co-living a discapito delle 8 famiglie che al momento ci vivono dentro e da cui però sono state sfrattate. Ieri, nel primo confronto tra residenti e consiglieri comunali con la Lega, anche Fratelli d'Italia, tutti d'accordo con l'opposizione nel nome della residenzialità. Non è negoziabile, dicono, a cominciare da tutta la città insieme. Questa delibera non deve passare, sposa l'idea che i residenti devono rimanere nelle loro case, sposa l'idea che l'ex caserma Sanguinetti debba rimanere una parte storica di Venezia non toccata dal turismo di massa o dal turismo d'impresa. Le famiglie di veneziani sfrattati per il consigliere Giusto rappresentano in estrema sintesi l'anima di una Venezia sempre più in balia di turisti e B&B e che presta poco spazio alla sua residenzialità. E non possiamo comprendere come opportunità un progetto che prevede l'allontanamento degli ultimi veneziani dalle loro case. Molto chiaro il commento. Adesso andiamo a Bassano perché c'è una segnalazione che è arrivata in redazione da Romano De Zelino, quindi Bassano nel senso di bassanese, perché in realtà Romano De Zelino è la nostra località, con una segnalazione che mostra cibo destinato ai poveri abbandonato lungo una pista ciclabile. Ovviamente insomma c'è l'indignazione dei residenti. Sulle prime sembrava normale pattume, si fa per dire, abbandonato a ridosso della ciclabile nei pressi di Ca Apollonio. Poi a uno sguardo più attento è emerso come il materiale abbandonato a Romano De Zelino fosse cibo destinato ai poveri. Fette biscottate, panificati, scatolette e altri alimenti con la scritta FEAD, che sta per Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti. La foto è stata anche pubblicata sui social network che trattano di faccende locali, suscitando sdegno e rabbia in un momento in cui sono molte le famiglie che non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena. Il comune, informato della vicenda, si è subito attivato per capire da dove arrivi quel cibo. Sono le 13:30, stavo guardando l'ora, davvero da mezzogiorno alle 13:30 il tempo, almeno per me, è volato. Spero che
anche per voi sia lo stesso, siamo riusciti, spero, a tenervi compagnia. Adesso vi auguro buon pranzo e ci salutiamo, finisce qui Focus, ovviamente appuntamento con tutte le nostre trasmissioni del pomeriggio e poi con i notiziari nel tardo pomeriggio, verso sera, a partire dal TG Bassano 18:50. Grazie ancora davvero per essere stati con noi e buon pranzo.